Sono passati 76 anni da quel 7 aprile 1944, quando il bombardamento alleato distrusse l'80% della città di Treviso. 1600 vittime, oltre 100 i bambini che rimasero sotto le macerie di case e palazzi distrutti. E il 7 aprile del 2020 sarà una data che ricorderemo per un'altra guerra con altre vittime. Non il fischio delle bombe, ma le sirene delle ambulanze, non il fragore degli scoppi, ma il ronzio dei ventilatori nelle terapie intensive. Non elmetti e caschi di soldati e pompieri a scavare tra le macerie per salvare qualche vita, ma camici, guanti, visori e mascherine di medici, infermieri e personale sanitario in prima linea per strappare ogni vita alla condanna del contagio. Così domani la campana suonerà in una piazza dove fisicamente ci sarà solo il sindaco a rappresentare tutti i trevigiani, che comunque saranno con lui seguendo la serie di collegamenti che Antena 3 ha predisposto in diversi punti della città. Al termine del bollettino quotidiano del governatore Zaia, il primo passaggio sarà proprio per i rintocchi della torre civica nel silenzio irreale della città. 10 minuti dove scorreranno anche le immagini girate nelle ore successive al bombardamento del 44. Poi ci collegheremo con il Duomo per seguire la riflessione del vescovo Michele Tomasi. A seguire il collegamento con la prefettura per un saluto e un ricordo ai trevigiani del prefetto Maria Rosaria Laganà. E subito dopo con il Salone dei 300 e il messaggio del sindaco Mario Conte ai cittadini. L'ultimo collegamento sarà con la chiesa di San Francesco, dove il tenore Francesco Grollo intonerà 3 canti. Il primo sarà in ricordo dei 1600 morti di 76 anni fa. Il secondo in un ideale abbraccio di condivisione del dolore dei familiari e delle comunità per le vittime del contagio. Mentre l'ultimo sarà un canto di speranza, dedicato a chi combatte in prima linea nelle corsie degli ospedali e nelle case di riposo, ma anche per chi continua a resistere, restando a casa.